Gentilissimo pubblico di Giulia Italia, buonasera, ben ritrovati alla seconda puntata di Pazziam e Pariam da parte di Angelo Martino. Ben ritrovati di cuore, questa trasmissione che vi terrà compagnia fino al 6 gennaio e pian pianino ci stiamo avvicinando così alle feste natalizie. Ed è una trasmissione sempre work in progress, una trasmissione che vuole esaltare la nostra bellissima regione Campania, soprattutto Napoli. Seguiteci anche questa sera perché avrete la possibilità di divertirvi insieme a noi, di giocare e sperare di vincere insieme a noi dei numeretti che vi porteranno tantissima fortuna con l'estrazione del 5 gennaio, cantare insieme a noi, insomma passare un'ora e 30 davvero in allegria, davvero in compagnia, con un cast di prim'ordine. Vado subito a presentarvi i nostri compagni di avventura, se non li avete ancora visti la settimana scorsa. Ai giochi, signore e signori, vestito di azzurro turchese, il rosso Aldo Pietrosanti. È una fantasia di colori. Buonasera a tutti, ciao, e mi raccomando, iniziate già a prenotarvi per giocare con noi, che ci sono veramente dei bei premi. Ragazzi, una splendida settimana. Abbiamo avuto anche dei complimenti, poi ne parliamo. Con il suo splendido sorriso, e ci fa piacere che è stata riconfermata, ci fa davvero piacere che è stata riconfermata, non so questa raccomandazione da dove sia arrivata, la nostra bellissima Emilia Guadagno. Un applauso alla nostra Emilia. Buonasera a tutti. Com'è andata la prima esperienza? Bene, bene. Autografi? Ti riconoscono per strada? Perfetto, il successo inizia pian pianino. Ormai li conoscete con il loro sorriso, la loro simpatia, ma soprattutto la loro bravura e il loro straordinario modo di fare musica, i Parià. Buonasera a tutti, buonasera, ciao. Sal Siamo felici. ed Angelo. E Angelo. Bene, la prima puntata è andata, insomma, riscontri. È stata una puntata non possiamo camminare più. Oh, cioè, guarda, sta cosa a noi ci fa piacere. Io so che hai avuto anche un incidente a proposito di camminare. A proposito di camminare, c'è talmente tanti quella gente che io veramente camminando. È successo. Comunque siamo felicissimi di stare qui ancora insieme a voi, sta andando tutto alla grande. Voi non starete qui, chiaramente, perché tra un po' vi mandiamo letteralmente, non per, capitevi, insomma, lo sapete, dovete raggiungere l'HB Hall di San Paolo Belsito, presso l'hotel Belsito. Con la nostra Smartina, perché ci aspetta fuori la Smart. Angelo, ci presenterete dei pezzi belli pimpanti come al solito. Adesso partiamo con una bella Smart. Sempre la stessa. Attenzione alla nebbia, perché con questa temperatura c'è calata un po' di nebbia. È contro nebbia la Smart. Ma al di là di tutto. Ok, allora i nostri pariali. Noi partiamo, sì, quindi vi aspettiamo. Sì, no, l'appuntamento è tra poco, insomma. Ci salutiamo un po' a distanza. Ma stiamo qua col cuore. Però restate ancora un attimino, perché? Perché Dulcis in fundo io voglio presentare colui che è lottologo della trasmissione. Grande. Vale a dire buonasera. Grande. Santolo Guadagno, che già il nome e cognome, come abbiamo detto alla prima puntata, vuol dire tutto. Ormai la Campania lo riconosce. Però caro Aldo, cara Emilia, caro Sal, caro Angelo, abbiamo già fatto il botto. Siamo partiti. Prima di fare il botto, presentiamo anche Angelo Martino, ragazzi. Grazie. Signori e signori, per voi e solo per voi, Angelo Martino. Eccolo qui. Dicevo, amici della Campania e oltre, abbiamo già veramente iniziato alla grande questa serie di trasmissioni, perché qui il signore dai Fattarielli che ha estrapolato la settimana scorsa. E che Fattariello? Abbiamo detto di giocare poco come al solito. Sempre poco. Dobbiamo divertire. Massimo 2 euro su tutte anche. Sì. Perché è successo quello che è successo. Attenzione, è uscito proprio ieri un ambo che ha pronosticato il nostro Santolo Guadagno. Io vi pregherei di vedere il contributo della settimana scorsa. Ho pensato di giocare 4, perché chi gioca all'otto sa che il maiale fa 4. 24 fanno i vigili del fuoco, perché come le guardie fa sempre 24, e 42 il fiume. Noi che cosa faremo? Giocheremo Ambo Eterno, lo giocheremo a Napoli e tutte recupereremo subito per incominciare subito la puntata. Quindi riepilogando, caro Aldo, giocheremo 4, 24 e 42. Napoli e tutto. O primo Fattariello è tutto. Hai capito? Bravissimo, complimenti. Che cosa è successo? Santolo, spieghiamo ai nostri amici? No, era successo che un maiale... No, il fatto che l'abbiamo già detto. Dove è uscito l'ambo? È uscito a Bari.
è uscito 4,42. Tu avevi detto su tutte e quindi... È uscito a Bari. Che poi guarda un po', è uscito sulla ruota gemella di Napoli. Mannaggia. La ruota gemella. Sì, Qua c'è da imparare. Io Avete non sapevo che Bari capito? fosse Qua la gemella di Napoli. si pazzea e si parea alla grande, cari amici telespettatori. Allora, voi con la Smart raggiungete l'HB Hall. ne Noi andiamo. siamo pronti. A tra Vedetevi poco. un po' di pubblicità e parte la nostra stupenda sigla. Tra un po' pazziamo e pariamo alla grande. Ciao. Ciao. A me mi piace pazzia, a me mi piace paria, mi piace ridere, mi piace sta con voi mocca, mi piace sfottere mazzarella e ballare una tarantella e pensare che la vita è bella, forse perché sono nato qua, ma che bella città, o solo stai a casa qua, a vinetta fan cantare, si mena per la paesa, è pazzianna, è parianna, tutte guai ci scordiamo, ma vogliamo allontanare e pensieri a chi c'è da è pazzianna, è parianna tutti insieme ne stiamo per passare un po' di tempo pazzianna tutto quanto ma parià. A me piace pazzia, a me piace paria, mi piace ridere, cosa posso fare? La te pensieri viene a casa, stiamo aspettando a te per pariare, la vita è bella non ha sprecata, a sta cazzata che do papà, ma che bella città, e non c'è da cantare, la gente cara sta qua, si menava la paesa. È pazzianna, è parianna tutte guai ci scordiamo ma vogliamo allontanare e pensieri a chi c'è da è pazzianna, è parianna tutti insieme ne stiamo per passare un po' che tempo pazzianna tutto quanto ma parià. È pazzianna, è parianna tutte guai ci scordiamo ma vogliamo allontanare e pensieri a chi c'è da è pazzianna, è parianna tutti insieme ne stiamo per passare un po' di tempo pazzianna tutto quanto ma pariamo. Pazziamo, pariamo, pazziamo, pariamo. Eccoci qua, pazziamo e pariamo. Questo dobbiamo fare questa sera, ragazzi. Incollatevi alla televisione e il telefono ben in mano perché dovete chiamare perché dovete vincere. Questa sera si gioca meglio, di più e in maniera eccezionale rispetto alla prima settimana che comunque è andata bene. Avete preso 7 numeri la settimana scorsa e ciò vuol dire che qualcuno di voi già ha l'odore dei premi. Sì. Angelo, questi premi quali sono? Dunque, cominciamo a far venire un po' l'acquolina in bocca ai nostri amici telespettatori con i premi che noi praticamente metteremo in palio con l'estrazione del 5 gennaio 2016, quindi il giorno prima della Befana. Noi andremo in onda proprio il giorno della Befana come ultima puntata, il 6. Avrete la possibilità, se rispondete esattamente ai nostri giochi, di aggiudicarvi dei fantastici premi. Noi li diciamo ancora un po' alla confusa. La prossima settimana probabilmente saremo precisi e abbineremo questi premi ai primi 5 estratti. Ma attenzione, udite che montepremi c'è in palio per voi. Abbiamo un buono di 400 euro in trattamenti personalizzati alla Beauty Spa Ila Pilli alla Galleria Commerciale Le Pendici di Ercolano. Ci andiamo a questo fare è un bellissimo premio. Ci andiamo a fare Rimetterci a noi. un 400 euro e Hai voglia di fare. un buono di 300 euro in carburante, vista la crisi, insomma, che la benzina aumenta sempre, guasta. anche se le ultime notizie economiche stanno andando abbastanza Vabbè, bene. ma 300 euro di carburante 300 euro di carburante sono liquidi, sono proprio liquidi, fanno nel vero senso della parola. fanno sempre comodo. Avrete la possibilità di vincere la fornitura per un anno di prodotti francese La Palma, quindi